Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. La Procura di Pordenone ha chiesto per 2 automobilisti il rinvio a giudizio. Dalle indagini condotte è emerso che 2 incidenti mortali avvenuti l'anno scorso tra Zoppola e Porcia, nei quali hanno perso la vita 2 motociclisti, sono stati causati dalla mancata precedenza da parte dei conducenti delle 2 vetture. Per 2 automobilisti, entrambi residenti nella destra tagliamento, la Procura di Pordenone, a conclusione degli accertamenti, ha chiesto rinvio a giudizio. L'accusa per entrambi in riferimento a 2 gravi incidenti di omicidio stradale. Il primo si era verificato la mattina del 10 luglio dell'anno scorso a Castios di Zoppola. Una donna di 41 anni, Chiara Temporale, aveva perso la vita dopo che la moto condotta da un amico era stata centrata da un'auto. Il secondo invece era avvenuto il 20 ottobre scorso a Porcia, lungo la Pontebana. In quel caso a perdere la vita era stato Cristian Ghilardi, 41 anni, residente a Pordenone. Anche in quel caso la sua moto era stata centrata da una macchina. In entrambi i casi, secondo la Procura, che attraverso il procuratore capo Raffaele Tito ha ringraziato l'impegno e la professionalità degli organi di polizia giudiziaria, gli incidenti sono stati originati esclusivamente dalla mancata precedenza da parte dei conducenti delle 2 automobili. Una condanna a 8 mesi di reclusione, pena sospesa, è stata chiesta al pubblico ministero Laura Cameli nei riguardi del presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, accusato di corruzione nel processo che vede imputato davanti al Tribunale di Treviso l'ex capitano del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Vicenza, Giovanni Grassi, di 61 anni, e altre 9 persone per un presunto giro di favori illeciti fra l'ex ufficiale e alcuni imprenditori. Ad Agrusti si contesta di aver corrotto Grassi donandogli un treno di gomme invernali e un iPhone a Povegliano, Treviso, come compenso per presunte informazioni e consulenze fornite sull'accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza sulla Honda Communication SPA, al quale lo stesso ufficiale aveva partecipato quando era in servizio a Pordenone. Al termine della requisitoria, il PM ha chiesto la condanna, oltre che di Agrusti, dello stesso Grassi, 4 anni di reclusione per accesso abusivo al sistema informatico, rivelazione di segreto d'ufficio, reati fiscali e corruzioni. E di altri 8 imputati, per altri 2 è stata invece chiesta l'assoluzione. L'inchiesta era partita nel 2014 in seguito a controlli e intercettazioni, aveva portato alla scoperta di quella che per l'accusa era un complesso sistema di contatti tra Grassi e coloro che gli chiedevano i favori per avere informazioni su altre persone, su società o sulle verifiche fiscali nei propri confronti. La prossima udienza del processo è stata fissata per il 5 luglio. È stata riaccesa nella giornata la centrale termoelettrica di Monfalcone di A2A alimentata a carbone. Lo ha confermato ieri sera il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, precisando che si tratta di un'attività che è stata svolta anche altre volte in passato e che non è da mettere in stretta relazione alle difficoltà di produzione e approvvigionamento di energia elettrica. La centrale infatti è dotata di un'autorizzazione integrata ambientale che scadrà nel 2025, per cui fino a quella data può entrare in funzione senza alcuna particolare formalità. La comunicazione della riattivazione della centrale è stata inviata da A2A al comune di Monfalcone nella giornata di venerdì scorso. La recensione ha riguardato uno solo degli impianti della centrale. In base alle attuali scorte di carbone l'impianto potrebbe funzionare per circa una settimana, quindi fino alla fine di marzo. Anche lo scorso anno la centrale è stata riattivata alcune volte, una di queste proprio nel mese di marzo. Un corso di formazione che si è trasformato in posti di lavoro. È successo tra Carnia e Canal del Ferro grazie alla cooperativa di sviluppo sociale Cramars e alla Regione, che insieme hanno coprogettato un corso dedicato agli addetti alla lavorazione di carta e cartone. Un'iniziativa nata in seguito alla richiesta di personale avanzata da alcune cartiere dell'area montana, la Ermolli di Moggio Udinese, la Reno dei Medici di Ovaro e la Mosaico Spa di Tolmezzo. Per queste attività c'era l'esigenza di implementare le competenze delle maestranze in ambito Industria 4.0 e ricerca e sviluppo. Delle 10 persone che hanno completato il percorso formativo, 6 hanno trovato immediatamente lavoro.
La cronaca con incidente stradale questa mattina a Pozzuolo, 2 auto si sono scontrate all'intersezione della strada regionale 353 della Bassa Friulana con via Bierti. Il conducente di una Dacia Duster 52enne residente a Pozzuolo, proveniente da Udine diretto verso Mortegliano, ha scontrato una Fiat condotta da un 25enne residente a Pozzuolo, proveniente da San Mardenchia diretta verso Pozzuolo. Sono stati entrambi soccorsi dal personale del 118 e trasferiti al pronto soccorso di Udine. Disagi al traffico per circa un'ora con istituzione di un senso unico alternato per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto polizia locale del comando intercomunale di Campoformido, Pozzuolo del Friuli. Il Comune di Udine ha previsto anche per quest'anno agevolazioni per chi utilizza il suolo pubblico per la propria attività commerciale. I pagamenti si slitteranno dal 31 marzo al 30 giugno. Un provvedimento che abbiamo oggi approvato in giunta che riguarda le categorie imprenditoriali, quelle che hanno tavolini, dehors, ma non solo, anche quelle che svolgono attività di tipo mercatale. Un provvedimento volto a ridurre anzi ad esentare totalmente dal pagamento del cosiddetto canone unico fino al 30 giugno del 2022. Quindi si tratta di una manovra a favore, diciamo, di queste categorie per aiutare la ripartenza, tenuto conto del fatto che comunque questi subiscono fortemente l'effetto della pandemia e oltre all'esenzione quindi totale del pagamento fino al 30 giugno abbiamo poi stabilito di rinviare il pagamento del canone unico, la cui scadenza scadeva il 31 marzo di quest'anno, al 30 di settembre del 2022. Fibra posata nelle frazioni ma non nel capoluogo, è una notizia buona a metà visto che, come segnala il sindaco di Coseano, a causa di una classificazione a seconda della densità della popolazione, i fornitori del servizio non sono gli stessi. I lavori avanzano su un fronte ma solo nelle frazioni, qual è il problema? Non è un problema, è una buona risorsa per le frazioni di Coseano, ma diciamo una cosa un po' strana per quanto riguarda il capoluogo appunto Coseano. Tutte le frazioni infatti da ieri sono servite dalla fibra finalmente, Open Fiber ha infatti finito i lavori, tra l'altro con un mese di anticipo, anche la zona industriale è stata cablata da Linkem, invece il capoluogo non appartiene alle zone bianche, è una zona grigia e quindi altri operatori stanno lavorando ma non si sa ancora purtroppo quando, diciamo che è una caratteristica piuttosto strana insomma di questo mondo. Sindaco, per spiegare ai non addetti ai lavori che cosa vuol dire zona bianca e zona grigia? Le zone bianche sono le zone con una densità popolativa molto bassa, quindi appunto le frazioni dei comuni nostri, quei comuni insomma rurali, mentre le zone grigie sono quelle con una densità appunto maggiore. Il tutto ovviamente dovrebbe essere nato come il contrario, ma purtroppo alcuni ritardi da parte di operatori che lavorano appunto nel settore fanno sì che vengano fatte prima le zone appunto bianche, quindi con una densità minore rispetto invece alle zone grigie. Si svolgeranno domenica 3 aprile a Vito d'Asio le celebrazioni per la festa della patria del Friuli. L'iniziativa è stata presentata oggi a Udine. Ne abbiamo parlato con Eros Cisilino, presidente dell'Arlef. Presidente Cisilino, verrebbe da dire in Marilenghe finalmente torniamo a guardarci negli occhi e a festeggiare in presenza la festa della patria del Friuli. Sì, finalmente torniamo a festeggiare insieme, finalmente ripartiamo con i festeggiamenti in presenza che sono particolarmente importanti in questo periodo in cui bisogna recuperare la socialità che è fatta di piccoli gesti ma molto importante, una stretta di mano, guardarsi negli occhi, parlare di progettualità condivise in presenza, non si riesce a fare tutto con i social network e con le videoconferenze. Noi abbiamo cercato di dare tutto quello che potevamo per questo periodo di pandemia, ma finalmente insomma, possiamo tornare alla nostra attività normale che ci porterà sicuramente grandi benefici e porterà benefici anche al comune ospitante che è quello di Vito d'Asio, un comune simbolo che è un comune della fascia montana particolarmente esteso e che racchiude tante identità, un po' come il Friuli, racchiude queste identità sotto un unico cappello che è quello dell'identità friulana della patria del Friuli. L'Università di Udine ha curato e rilasciato in natura nella riserva del lago di Cornino un raro esemplare di allocco degli Urali. È stato liberato dopo essere stato curato, a febbraio era stato infatti investito da un automezzo a Tarcento. Si tratta di una femmina di 1 anno di età.
L'Università di Udine ha curato e rilasciato in natura nella riserva naturale regionale del lago di Cornino un raro esemplare di allocco degli Urali che era stato investito da un automezzo lo scorso febbraio nel comune di Tarcento. Si tratta di un esemplare femmina di 1 anno che prima di essere rilasciato è stato inanellato da Luigi Tagliariol, ornitologo autorizzato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con un dispositivo totalmente sicuro per l'animale che permetterà di stabilire la dispersione del rapace notturno in Friuli Venezia Giulia nei vicini Veneto e Slovenia. L'allocco, dopo l'incidente, è stato trasportato al Centro di Ricerca e Coordinamento per il recupero della fauna selvatica all'interno dell'azienda agraria di Pagnacco del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Ateneo Friulano, grazie alle attività di coordinamento svolte dalla Direzione Centrale Risorse Agroalimentari, Forestali e Ittiche. L'allocco degli Urali, dopo il gufo reale, è il secondo rapace notturno per dimensioni corporee presente in Italia. È presente in maniera stabile soltanto nell'area alpina e prealpina del Friuli Venezia Giulia, con una decina di aree di nidificazione monitorate ogni anno dagli esperti. È stata riaperta a San Leonardo la palestra dedicata all'arrampicata sportiva. L'impianto ospiterà il nuovo corso gestito dalla scuola di alpinismo del CAI di Cividale. La sezione di Cividale del Club Alpino Italiano riapre il corso di arrampicata sportiva, una disciplina in continua crescita, in particolare dopo gli ultimi giochi di Tokyo, che l'hanno vista entrare per la prima volta nel novero degli sport olimpici. Il corso, gestito dalla scuola di alpinismo della sezione, verrà ospitato nella palestra di San Leonardo, che a sua volta ha riaperto i battenti dopo l'emergenza Covid. Ci eravamo posti appunto di dare questa possibilità alla gente delle Valli Natisone e alla gente del Cividalese di poter praticare questa disciplina sportiva, che ritengo sia una disciplina sportiva nuova che desta parecchio interesse. In regione ne abbiamo pochissime, di cui questa come altezza e tipologia è la seconda dopo come quella di Codroipo, per cui cerchiamo di portare i giovani alpinisti e in particolar modo le scuole ad arrampicare in questa struttura che diventerà regolarmente aperta quasi tutti i giorni della settimana. Palestra indoor a circa 25 vie, particolarmente importante è l'abilità del tracciatore perché va a simulare la difficoltà che c'è in roccia. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione, buona giornata.